C'è un'inchiesta della magistratura? A questa domanda non posso rispondere. Risposta che conferma come la procura abbia aperto un fascicolo sul caso del residence Le Filande, le 8 famiglie che da 3 giorni sono al buio e al freddo. Un'inchiesta per stabilire responsabilità a tutti i livelli per una vicenda che dal sociale rischia di finire nel penale. I magistrati vogliono vederci chiaro sul progetto per padri separati e famiglie in difficoltà che dovevano trovare in questa struttura una soluzione seppur temporanea grazie al sostegno economico della regione attraverso una cooperativa di gestione. E non c'è solo il denaro al centro dell'attenzione, ma la legalità dell'intero progetto, ad iniziare dalla cubatura dei locali in rapporto agli ospiti, con esempi come la famiglia di 5 persone che vive in 20 metri quadri. Ci sono diversi soggetti coinvolti, diversi enti e bisogna che ciascuno si prenda le proprie responsabilità. Come dire che presto potrebbero essere coinvolti tutti, dalla cooperativa di gestione al comune di Villorba, dall'ULSS 2 alla regione del Veneto. Questo è il fronte giudiziario. Su quell'operativo, oggi dopo 3 giorni al freddo, sono arrivati finalmente i primi pasti caldi. Pasta asciutta, primo, secondo, e antipasto, acqua, pane, frutta, banane e tutto. Senti che bello, amore. Voilà! È caldo? Pronto? Metti su. Ieri ho già firmato l'ordinanza che impone alla cooperativa di riattivare l'energia elettrica, avvisando che se entro 24 ore la corrente non verrà ripristinata e con questa l'acqua sanitaria calda, il riscaldamento e la possibilità di utilizzare i fornelli, provvederà il comune in danno, cioè chiederemo i soldi che spenderemo poi alla cooperativa stessa.